qui si fa percepire al visitatore che questo ambiente era tutto ricoperto d'acqua, il rumore della turbina stessa, questa in funzionamento, e il fatto che quindi in questi ambienti in realtà noi siamo sotto il livello dell'acqua. Inaugurate a Schio le turbine, la mostra dei locali storicamente adibiti alla produzione di energia elettrica all'interno dell'Anificio Conte, un'esposizione per la quale ex lavoratori e volontari dell'azienda De Pretto hanno restaurato con molta cura e perizia le turbine idrauliche e nel contempo un professionista scledense, unitamente ai tecnici comunali, ha progettato un percorso espositivo davvero speciale. Un museo multimediale di fatto aperto, capace di trasmettere emozioni applicando nuove tecnologie e grazie alla collaborazione con i lavoratori e dipendenti ex De Pretto si è intervenuto sugli apparati storici, sezionandoli e mettendo in vista dal punto di vista cromatico i vari particolari meccanici. Un luogo da non perdersi nella visita nella nostra città. Il percorso è concepito come un'esperienza multisensoriale e interattiva. L'amministrazione ha sostenuto pienamente il complicato restauro dei vani tecnici e una buona parte dell'esposizione è accessibile ai disabili. Le turbine saranno aperte nei sabati e domeniche pomeriggio fino a domenica 17 novembre 2019.